Una gavetta alpina davvero particolare, una bella iniziativa di solidarietà. Di cosa si tratta? Tutto nasce da quando è partito di fatto questo biscotto, un biscotto solidale, un biscotto a base di noci. La noce è uno dei marchi della fondazione e da lì poi, richiamando quello che è questa manifestazione del 2017 della Giornata Nazionale degli Alpini, siccome il sottotitolo di questo biscotto dice il biscotto che mormora solidarietà, insomma, abbiamo pensato al fiume Piave e quindi ai contenuti e ai valori che esso esprime attraverso questa adunata. Di che cosa si occupa la Fondazione? Quali sono gli scopi e gli obiettivi che vi prefiggete come Fondazione? La Fondazione è una realtà unica nel panorama italiano, ma per il semplice fatto che la sua composizione è particolare. Cioè, per la prima volta i comuni di una stessa azienda sanitaria, oggi peraltro siamo messi giustamente assieme alla 8 e alla 9, quindi diventiamo azienda marca trevigiana numero 2, decidono di attivare un grande processo di filantropia, ma soprattutto attraverso le istituzioni e i cittadini. Si incontrano due generosità, quelle della Fondazione di Comunità e quella degli Alpini. È una raccolta di fondi fatta in occasione di un evento importante per la provincia di Treviso, che vuole lasciare un suo segno e lo lascia nei confronti di persone particolarmente fragili e particolarmente deboli. Allora l'accordo che abbiamo fatto con la Fondazione e con gli Alpini è quello di finalizzare questa raccolta di fondi a iniziative tangibili, quindi vorremmo portare dentro i centri diurni delle attrezzature che contribuiscano a migliorare la qualità di vita di chi in questi centri diurni vive e lavora.